fatto gravissimo da non sottovalutare. Sentiamo alcuni rappresentanti della politica regionale. La responsabilità intanto di quegli 8 deficienti che hanno commesso questo atto, per il quale pagheranno giustamente. La responsabilità è quella del clima generale di una politica condotta in modo errato dalla Lega su toni troppo accesi che possono degenerare in menti già degenerate in comportamenti di questo tipo. E la responsabilità è anche però dello Stato, che non ha capito un malessere che certo non giustifica azioni di questo genere, che sono azioni di terrorismo, ma che crea le condizioni perché queste possano verificarsi. La soluzione si chiama federalismo, insomma. Ma adesso la soluzione si chiama federalismo certamente per una buona parte, la soluzione si chiama presenza delle istituzioni, la soluzione si chiama politica in modo corretto. E con gli uomini del comando del sedicente Veneto Serenissimo Governo ha parlato anche il sindaco di Venezia, Massimo Cacciari. Sentiamo il suo commento. Cosa le hanno detto queste persone? Che aspettavano il via libera da parte del loro ambasciatore o del Presidente della Repubblica Veneta, ma con me sono stati molto cordiali. Volevano restare qui fino a domenica? Volevano continuare a parlare con me, eccetera, eccetera, non volevano parlare con gli altri, ma insomma con me e col comandante Pini erano molto cordiali, erano lì, parlavano, mi hanno assicurato che non volevano assolutamente combinare disastri, che tutto era sotto controllo, volevano soltanto aspettare questa telefonata. Certo che questa telefonata, quando arrivava la telefonata dell'ambasciatore. Le hanno detto che volevano restare qui fino a domenica? No, assolutamente. Ha detto che aspettavano soltanto la telefonata dell'ambasciatore per andarsene. Ma dico, l'ambasciatore con il telefono e non si sapeva. A questo punto che clima si apre in città? Ma niente, il clima normalissimo, che il clima vuoi che si apra, non c'è stato un graffio, che cosa c'è? Adesso dipenderà anche da voi, dal vostro senso della misura, di non enfatizzare questo come si trattasse della bomba a Tel Aviv, insomma. Certo che l'autoblindo in piazza San Marco qualche effetto lo fa. Vabbè, sì, lo fa qualche effetto, fingete che sia un trattore.